E adesso una storia che arriva da Montegalda. Una volontaria durante la pandemia ha conosciuto la solitudine e anche i problemi di molti anziani. Ebbene, lei ha deciso di dedicare a queste persone, ai nonni in modo particolare, una poesia. E a vita è un albero dai radici profonde, e è proprio grazie all'anzian che si diffonde. Un inno alla vita, alla saggezza, alle rughe, alle mani stanche, a quegli occhi che hanno visto e hanno pianto, che hanno confortato e consigliato. Versi dedicati ai nonni che ha conosciuto durante la pandemia, quando, come volontaria della protezione civile, portava loro a casa la spesa. Una poesia che finisce dritta sulla pagina Facebook del governatore del Veneto, Luca Zaia. A scriverla è Karen Rampin, 44 anni, di Montegalda, ora volontaria anche nelle case di riposo, che in quei versi ricorda la preziosità dell'età che avanza. Lei, giovane e speranzosa, dedica in lingua veneta versi bellissimi agli anziani, ai nonni di tutti, anche a quelli morti in questa pandemia, a quelli dimenticati e a volte denigrati. Ho notato la loro solitudine e il loro bisogno di parlare, di stare a contatto con le persone che in questo momento non hanno, soprattutto durante le festività. E tutto ciò mi ha ispirato a pensare a loro. Karen conquista tutti, perché quei versi fanno riflettere, soprattutto in questo momento. Un segnale importante di vicinanza ai nostri nonni, ai nostri papà, che in questo momento sono quelli che stanno soffrendo di più, forse un po' la fascia più debole della popolazione, e penso che questo gesto assume una rilievo ancora più importante nel momento in cui viene da una ragazza che questi nonni li ha avuti a stretto contatto in questo periodo di difficoltà. E adesso ci colleghiamo con